Mira, si è spento dopo alcuni giorni di coma Gianfranco Pavan, il 75enne che lo scorso 16 aprile ha sparato alla compagna 66enne Emilia Casarin, rivolgendo poi l'arma verso se stesso, nella casa in cui vivevano in via Fossadonne. Nel corso delle indagini svolte dai carabinieri, in seguito all'omicidio, era emerso che Pavan negli ultimi tempi era afflitto da una forma di depressione. San Donà. I vigili del fuoco sono intervenuti a Grassaga per un incidente tra due auto che ha provocato 5 feriti. Padre, madre, figlio e nonna a bordo della berlina e la donna a bordo dell'utilitaria sono stati soccorsi dal 118, illeso suo marito. Le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri. Dolo, delinquenti in azione in via Vecellio. Nel mirino dei ladri è finita la cassa continua del supermercato Inns. Immediato l'allarme ai carabinieri, ma nonostante questo i malintenzionati sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Ancora da quantificare il bottino, che potrebbe essere di alcune migliaia di euro. I malviventi hanno utilizzato del gas acetilene per causare lo scoppio, lasciando parte del contante a terra. San Donà. Fino al 19 giugno, dal giovedì alla domenica, dalle 16 alle 19:30, sarà possibile visitare la mostra Cuore e Dolore, che rientra nel percorso di recupero alla memoria collettiva della Grande Guerra, organizzata dalle province di Treviso e Venezia. Cuore come simbolo di spiritualità, sentimenti dei moti dell'animo. Dolore, un dolore morale che si accompagna nel tempo e che porta a una condizione di sofferenza verso i propri cari lontani sui campi di battaglia. I documenti e i reperti sono tutti originali.